Annunciato in conferenza stampa l'aumento delle bollette idriche, una decisione necessaria, dicono i sindaci, per non gravare sui comuni. La città di Agrigento questa mattina nella morsa del traffico causa anche alcuni lavori. Chiesta la condanna per il max traffico di cocaina nell'Agrigentino. Per la tragica esplosione di Ravanusa, la Procura di Agrigento torna sulla richiesta di archiviazione per 10 imputati. Bentrovati da TVA Notizie, conferenza stampa a Lati Idrico per annunciare l'aumento delle bollette, una decisione necessaria, si dice, per non gravare sui comuni. Il servizio di apertura con le interviste di Arturo Cantella. Presidente, una conferenza stampa oggi per illustrare le motivazioni che vi hanno portato all'aumento del 5,4%, ma dove sono state evidenziate numerose criticità, anche le chieste da qualcuno le dimissioni dei vertici dell'AICA. Sì, oggi abbiamo fatto una conferenza stampa, come dicevo poco fa, che è chiarificatrice di quello che alla fine sono state le motivazioni per le quali noi sindaci che eravamo presenti abbiamo votato questo aumento. Io personalmente avevo presentato una proposta di non aumento, che però avrebbe poi successivamente nel bilancio di AICA creato una perdita di 4,5 milioni che poi sarebbe stata ripartita tra i comuni. E mi sono sentito il dovere di responsabile di quale presentellati e di anch'io votare questo aumento, che poi è un adeguamento di circa 12 euro anno e 21 euro mensile per famiglia, per salvaguardare soprattutto i grandi comuni, perché andare a caricare questi debiti sui comuni per alcuni sarebbe stata la nomina di un dissesto finanziario, quindi l'approvazione di un dissesto finanziario e quindi anche contro norma. Diciamo che la maggior parte dei debiti è dovuta da qualche comune che ancora non ha versato nulla. Addirittura c'è chi non ha versato neanche la quota consortile come Licata. Sì, questa è una cosa gravissima, ma la cosa importante di questa assemblea che c'è stata è proprio questo, che si è entrato nel dibattito e nel porre in essere alcuni provvedimenti, come per esempio i decreti giunti che già AICA ha inviato a questi comuni, perché dobbiamo cercare tutti insieme di salvaguardare l'acqua pubblica, di dare un buon servizio ai cittadini, trovare tutte le soluzioni affinché questo avvenga. Se poi alla fine non ci riusciamo, allora si prende un'altra strada, però oggi dobbiamo mettere in essere, porre tutti i provvedimenti e tutte le cose capaci di poter recuperare queste somme, recuperare AICA e cercare di dare il servizio che i cittadini pagano in modo corretto ed efficiente. I comuni maggiormente morosi quali sono, Sindaco? Tra i comuni più morosi naturalmente c'è Licata, Palma di Montechiaro, non ricordo ora bene, ma sono comuni che devono dare delle somme ingenti. Io personalmente ho parlato con alcuni sindaci del comune di Palma di Montechiaro e già si è recato ad AICA proprio per iniziare a pagare, perché, ripeto, è importante cercare di trovare tutte le soluzioni. Poi quando le soluzioni non si trovano, poi si vedrà cosa fare di AICA, se mantenerla oppure creare un'altra gestione che però, ripeto, deve essere efficiente. Sindaco, allora una situazione particolarmente critica, si sono chieste anche le dimissioni dell'amministratore Cantone, avete votato l'aumento ma non tutti siete d'accordo e avete denunciato proprio il pessimo servizio di AICA. Allora sì, la situazione era un pochettino critica perché effettivamente AICA si trova in difficoltà, ma ricordiamoci sempre che AICA siamo noi, quindi i proprietari, diciamo, di AICA siamo tutti i sindaci. Quindi questo adeguamento, perché non lo chiamo aumento, ma è un adeguamento tariffario dovuto del 5,41%, secondo me è stato un buon risultato per tutti noi sindaci che abbiamo votato e sicuramente non per quelle che non hanno votato, perché ricordiamoci sempre che chi è assente, diciamo, ha sempre torto. Onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, le ragioni di questa conferenza stampa a Lati Idrico.
Intanto spiegare quello che è successo, il motivo per cui i sindaci che in quella assemblea della settimana scorsa eravamo collegati con senso di responsabilità per quello che è la situazione idrica nella provincia di Agrigento, abbiamo votato dopo 3 ore di discussione per un aumento che è un aumento irrisorio per quanto riguarda le tasche dei cittadini, perché il 5 e qualcosa per cento equivale a 15 forse euro l'anno, insomma. Non è questo il punto, ma in questo momento è un ossigeno che si dà alla società. Dall'altro lato c'è un tema importantissimo che è dato da una situazione debitoria di AICA, il cui debito nasce soprattutto da comuni che non versano le quote e che in questi ultimi 3 anni hanno accumulato un debito notevole, per cui se ci sono comuni che devono ad AICA, alla società, 2 milioni, è ovvio che arrivare poi ad un debito di 4-5 milioni ci vuole poco, e allora noi oggi dobbiamo prendere coscienza di questo, veramente l'avevamo già presa coscienza ed era già stato detto cosa dovevamo fare, si è tergiversato senza arrivare a nessun risultato. Oggi siamo ad un punto di non ritorno, i comuni che fanno parte di AICA devono pagare e mettersi in regola con i pagamenti, perché da questo ne scaturisce la situazione poi debitoria della società e inevitabilmente poi l'aumento della tariffa e tutto quello che ne viene. Dall'altro lato c'è un problema con ARERA, nel senso che noi queste tariffe le dovevamo già approvare perché ARERA lo impone e quindi c'è un controllo nazionale. Lo dovevamo fare a luglio scorso e non l'abbiamo fatto, lo dovevamo fare entro marzo e non l'abbiamo fatto, aprile era una data massima, una data ultima, e quindi abbiamo cercato con senso di responsabilità di salvare in questo momento entrambe le cose. Però se i comuni debitori continuano a non pagare, noi siamo costretti, diciamo, a fallire. Una cifra esatta dei debiti, Presidente? Ma dal bilancio che ha presentato la società, e lo ribadisco, AICA i sindaci siamo i soci, sì. I sindaci siamo tra virgolette i proprietari di questa società. In questo momento siamo intorno ai 4 milioni e mezzo, però ripeto ancora, ci sono comuni, per esempio c'è un comune che ne deve 2 milioni. Allora tutto questo non può continuare a passare sopra le nostre teste, ma soprattutto sopra le teste dei cittadini, che devono poi avere in qualche maniera una ripercussione negativa in quella che è l'erogazione della risorsa idrica oppure le perdite laddove ci sono, gli interventi di manutenzione laddove ci sono e così via dicendo. Al termine del telegiornale manderemo in onda le interviste ai sindaci di Favara Antonio Palumpo e di Grotte Alfonso Provvidenza. E a proposito di AICA, non hanno trovato risposte le lamentele dei cittadini di Fontanelle alle prese con le strade lasciate senza asfalto dopo gli scavi dei mesi scorsi. I problemi maggiori si avvertono lungo tutta la via Alessio Di Giovanni. Del pericolo ci eravamo interessati anche noi, raccogliendo le segnalazioni dei cittadini. Purtroppo ci troviamo davanti alla solita omissione da parte di chi dovrebbe intervenire, ovvero l'AICA con il suo ufficio tecnico. Questa mattina, probabilmente a causa della pioggia, l'intera città di Agrigento è piombata nel caos. Non c'è stata strada che si è salvata dal blocco delle auto in fila dal centro alla periferia. Dicevamo della pioggia, ma è strano che la città si fermi. Quel che ha fatto imprecare gli automobilisti è stata l'assenza di controlli per agevolare la circolazione, e non è la prima volta che purtroppo succede. Cronaca giudiziaria: chiesta la condanna per 15 imputati del max traffico di cocaina nell'Agrigentino. Arturo Cantella. I pubblici ministeri hanno chiesto la condanna a quasi 2 secoli e mezzo di carcere per le 15 persone coinvolte in un maxi traffico di droga che portò al sequestro record di 5 tonnellate di cocaina al porto di Porto Empedocle. Il processo è in corso di svolgimento davanti al Tribunale di Agrigento. L'operazione scattò il 19 luglio del 2023, quando l'enorme carico di polvere bianca da Santo Domingo era giunto nelle acque agrigentine. La droga aveva viaggiato sulla motonave Plutus, battente bandiera di Palau, seguita passo passo dalla Guardia di Finanza.
L'imbarcazione aveva fatto sosta presso il porto di Trinidad e Tobago e successivamente in quello di Las Palmas, Gran Canaria, in Spagna, ultima tappa conosciuta prima di attraversare lo stretto di Gibilterra e giungere infine nel canale di Sicilia in attesa del motopeschereccio Ferdinando d'Aragona, che nel frattempo era salpato dalle coste calabresi. La maxi partita del valore di 1 miliardo di euro era stata abbandonata in mare per essere poi raccolta dal motopeschereccio, che venne invece intercettato e bloccato immediatamente dalla Guardia di Finanza. La Plutus, diretta in Turchia, fu bloccata dalle unità navali delle Fiamme Gialle. Gli equipaggi delle navi vennero arrestati, gli imputati sono tutti originali dell'Azerbaigian e della Turchia. I pubblici ministeri hanno chiesto condanne per un minimo di 12 anni fino a 30 anni di reclusione. Altre 5 persone sono state già condannate con rito abbreviato in un precedente processo. Per la tragica esplosione di Ravanusa, la Procura della Repubblica di Agrigento ha chiesto per la seconda volta l'archiviazione che riguarda 10 dirigenti di Italgas. La decisione della Procura contestata dal familiare di una delle vittime. La Procura della Repubblica di Agrigento ha chiesto della seconda volta l'archiviazione a carico dei 10 dirigenti dell'Italgas per l'esplosione di via Trilussa a Ravanusa avvenuta l'11 dicembre del 2021 provocando 9 morti, tra cui una giovane donna che avrebbe partorito dopo pochi giorni. La richiesta di archiviazione, a cui ancora una volta si è opposto Mario Emanuele Carmina, il figlio dei defunti del professore Pietro Carmini e la moglie Carmela Scibetta, che con l'avvocato Luigi Termini come parte offesa chiede anzi l'imputazione coatta. Secondo i pubblici ministeri l'esplosione sarebbe avvenuta a causa delle gravi carenze nel processo di posa in opera e saldatura del tratto di tubazione del gas. In sostanza, le opere di raccordo delle 2 condotte eseguite tra il 1985 e il 1988 sono state fatte in maniera incauta. Proprio in quel tratto, qualche minuto prima della deflagrazione innescata dall'accensione di un elettrodomestico, si era verificato un cedimento strutturale che aveva provocato la vasta fuga di gas. La Procura ha tirato le somme dell'inchiesta sulla strage, ottenendo il processo nei confronti di 2 tecnici, il responsabile tecnico dell'impresa Amica SRL, incaricata dalla committente siciliana Gas dell'esecuzione materiale dei lavori, e il firmatario del collaudo tecnico amministrativo del comune di Ravanusa, nonché direttore dei lavori e di firmatario della relazione finale sui lavori stessi. Nei loro confronti sono stati ipotizzati reati di omicidio colposo plurimo, lesioni colpose e disastro. Giovedì 15 maggio ci sarà la terza udienza per i 2 imputati rinviati a giudizio. Per gli altri 10 indagati in responsabilità di Italgas è stata invece chiesta per la seconda volta l'archiviazione. Il figlio del professore Carmina, attraverso il proprio difensore, si è nuovamente opposto alla chiusura. Il legale, di fatto, ha chiesto al GIP di disporre l'imputazione coatta degli indagati per i reati colposi, essendo evidente, conclamata e accertata la mancanza di attività manutentive sulla rete di distribuzione del gas nel comune di Ravanusa da parte della stessa Italgas. Chiusura, denunce e sanzioni ad Agrigento per la vendita di alcolici a minorenni. Il servizio di Arturo Cantella. Per alcolici venduti ai minorenni 3 sono state le denunce e i locali chiusi e 6 sanzioni in 4 mesi. A notificare l'ultimo in ordine di tempo il provvedimento di chiusura della durata di 3 giorni al titolare di un locale della via Atenea sono stati gli agenti della Polizia Municipale di Agrigento. Lo hanno fatto dopo che i finanzieri avevano sorpreso 2 ragazzini che non avevano ancora compiuto neanche 16 anni, che in quell'attività commerciale avevano comprato diversi alcolici. Dall'inizio dell'anno alla fine di aprile sono stati 3 gli esercenti denunciati alla Procura della Repubblica di Agrigento e i locali sono stati temporaneamente chiusi, 6 invece le sanzioni elevate per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18 ma maggiori di 16 anni, applicando la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1000 euro.
Nel caso invece si tratti di minori di anni 16, scattano le denunce penali e la sanzione prevista è dell'arresto fino a 1 anno. Si tratta di cifre che possono aumentare in caso di recidiva da parte di chi ha l'attività, tanto è vero che in casi del genere le multe potrebbero oscillare dai 500 ai 2.000 euro fino a determinare la chiusura dell'attività per almeno 3 mesi. Convegno il 9 e 10 maggio ad Agrigento sulla riabilitazione e un'attenzione particolare alla salute al femminile. A presiedere i lavori sarà il dottor Fausto Crapanzano, direttore dell'unità operativa del San Giovanni di Dio. Arturo Cantella. Presieduto dal dottor Fausto Crapanzano, direttore dell'unità operativa complessa della medicina fisica e riabilitativa dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, torna Riability AG, importante appuntamento scientifico sulla riabilitazione in programma per il 9 e 10 maggio all'Hotel della Valle di Agrigento. L'edizione 2025 di Riability AG pone al centro del confronto tra specialisti, docenti universitari e primari la salute al femminile. Sono diversi gli aspetti, ha commentato il dottor Fausto Crapanzano, che caratterizzano le sessioni del congresso, con la salute delle donne in primo piano. Tratteremo ovviamente, partendo dall'aspetto della riabilitazione, la prevenzione delle patologie delle donne in età da menopausa e postmenopausa. Affronteremo le problematiche relative alla malnutrizione delle donne durante la terza età, analizzando le conseguenze di una simile situazione, per esempio le fratture, e poi focus su patologie legate a incontinenza e disfunzioni sessuali, disabilità psicologica femminile, un'analisi attenta su come cambiano dal punto di vista della salute i bisogni della donna con il passare degli anni, come prevenire e curare le patologie. Ad arricchire il dibattito ci saranno docenti universitari di Palermo e Catania, responsabili di psicologia di Troina, ospedali primari agrigentini, presidente onorario il dottor Alfredo Zambuto, già primario di riabilitazione ad Agrigento. Hanno assicurato anche la loro presenza rappresentanti delle società scientifiche regionali. Il congresso è rivolto ai medici e alle discipline, assegnando ben 10 crediti. Un arresto a Taormina per l'incendio boschivo del 2023. Ad eseguire l'arresto sono stati i carabinieri. I carabinieri di Taormina hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni noto alle forze dell'ordine, su disposizione del GIP del Tribunale di Messina, su richiesta della Procura della Repubblica di Messina. L'ordinanza è stata emessa in seguito ad un'indagine che ha evidenziato gravi indizi di colpevolezza per il reato di incendio boschivo aggravato dal danno ambientale e dal pericolo per gli edifici. L'attività investigativa condotta dai carabinieri sotto il coordinamento della Procura ha permesso di raccogliere prove che collegavano l'indagato a un incendio di vaste proporzioni sviluppatosi tra il 25 e il 26 luglio 2023 nelle aree di Taormina, Castelmola e Letojanni. Le fiamme, che superavano i 3 metri di altezza, hanno interessato circa 234 ettari di terreno, distruggendo coltivazioni e aree boschive. L'incendio ha causato danni anche ad edifici presenti sui terreni e ha lambito l'autostrada A18, provocando la temporanea interruzione del traffico tra Roccalumera e Taormina. Le indagini hanno accertato che l'indagato avrebbe appiccato il fuoco con l'intento di far rigenerare l'erba dei terreni, per poi utilizzarli come pascolo. Nonostante i terreni non fossero di sua proprietà, ma confinanti con i suoi terreni, avrebbe invitato vari allevatori a condurre il bestiame nelle aree incendiate, avviando trattative per concedere loro l'uso di terreni in cambio di denaro, anche migliaia di euro. L'indagata avrebbe agito come se fosse il proprietario dei terreni, esercitando un vero e proprio predominio sull'area, con l'obiettivo di incendiarla e trasformarla in pascolo, da affidare dietro pagamento ai titolari di allevamenti. L'incendio del luglio 2023 è stato innescato in un'area di Taormina comprendente una collina con terreni coltivati tra cui ulivi.
Durante le operazioni di appicco del fuoco, le fiamme si sono propagate rapidamente a causa dei cambiamenti di vento, rendendo difficile il controllo e causando la distruzione di un camion e di 2 fucili che si trovavano al suo interno. In quei giorni le forze di soccorso, tra cui il Corpo Forestale e i Vigili del Fuoco, hanno lavorato intensamente per spegnere le fiamme, che si sono estese anche ad altri comuni come Furcisiculo, Roccella Valdemone, Savoca e Santa Teresa di Riva, provocando evacuazioni e danni a diverse abitazioni. Le indagini hanno anche evidenziato come l'indagato abbia accompagnato alcune persone sui terreni incendiati, aiutandole a scaricare il bestiame e lasciandolo lì per il pascolo, sfruttando economicamente le aree distrutte. Per l'indagato vale il principio di non colpevolezza fino ad eventuale sentenza definitiva di condanna. 7ª edizione della cerimonia per l'assegnazione di una borsa di studio intitolata al giovane avvocato Francesco Manzullo. La cerimonia si è tenuta a Ribera. Arturo Cantella. Si è svolta con successo la 7ª edizione della cerimonia della consegna della borsa di studio intitolata a Francesco Manzullo, un giovane avvocato scomparso nel 2017 a soli 38 anni, che viene ricordato per il 7º anno consecutivo dal Lions Club di Ribera, assegnando in suo onore un assegno a quegli studenti del liceo classico di Ribera che scelgono di seguire lo stesso percorso di formazione di Francesco iscrivendosi alla facoltà di giurisprudenza. In apertura dei lavori, la dirigente scolastica dell'Istituto Crispi di Ribera ha preannunciato che l'aula magna dell'istituto, dove si è svolta questa cerimonia negli anni, sarà intitolata a Francesco Manzullo come atto di riconoscimento della validità dell'iniziativa portata avanti dal Lions Club di Ribera. Il sindaco Ribera, Matteo Ruvolo, assente per impegni di lavoro, ha delegato il vice sindaco Augello a portare saluti. Un momento particolarmente emozionante è stato vissuto quando per la prima volta dopo 8 anni è intervenuta Eunice Palminteri, vedova di Francesco, tracciando un profilo nitido ed esemplare del carattere del suo amato sposo. La professoressa Tornambè, impossibilitata a essere presente, insegnante di Francesco Manzullo, ha chiesto al collega professore Giuseppe Mazzotta di leggere un suo messaggio scritto. Presenti in aula hanno dato testimonianza alle vincitrici delle scorse edizioni Emily Cortese e Chiara Di Giorgi, mentre dal remoto si è collegato per un saluto Giuseppe Rossello. Il premio quest'anno è stato vinto da Aurora Aprile, che, presentata dalla sua insegnante Francesca Scozzari, intervenendo ha dimostrato di possedere carattere e forza di volontà che le faranno andare lontano, così come promesso. Chiudendo i lavori, il presidente del Lions Club di Ribera ha avuto parole di ringraziamento per tutti gli intervenuti, con particolare riferimento per il professore Mazzotta, architetto e socio Lions, la professoressa Arcuri, risorsa dell'istituzione scolastica ospitante, che da dietro le quinte hanno saputo costruire anno dopo anno questo format entrato nella tradizione lionistica e dell'intera comunità scolastica. E come annunciato, torniamo alla conferenza stampa dell'ATI Idrico per ascoltare le interviste ai sindaci di Favara, Antonio Palumpo e Alfonso Provvidenza, sindaco di Grotte. Come se si volesse far fallire AICA per riconsegnare l'acqua in mano privata. Ma questo lo denuncio io dal primo giorno, ma i fatti degli ultimi giorni mi danno ragione. Qua noi abbiamo una situazione incresciosa, dal primo giorno solo 14 comuni su 35 hanno chiesto e ottenuto il prestito dalla regione per permettere a questa società di andare avanti. Molti degli stessi comuni che non hanno la più pallida intenzione di chiedere questo prestito sono gli stessi che sono morosi nei confronti di AICA. Noi oggi abbiamo fatto un atto di responsabilità semplicemente perché tutti i mancati introiti derivanti dal non adeguamento della tariffa sarebbero andati sui nostri comuni. Per il comune di Favara in particolare parlavamo di una cifra che si aggirava dai 400-900 mila euro. Se permettete, lezione di tutelare gli interessi dei miei cittadini non ne accetto da nessuno, ho deciso di dare seguito a questo adeguamento di 13, 12, 14 euro annui a utenza, per far sì che tutte queste somme non venissero aggravate sul mio comune, che porterebbero a un dissesto finanziario o comunque a servizi in meno per i cittadini.
No, io ho semplicemente rappresentato una serie di cose, tra le quali anche il fatto che l'attuale gestione, l'attuale management di AICA non ha ottenuto certo risultati brillanti. Ho ricordato come nel 2023 l'AICA ha chiuso con il pareggio di bilancio, addirittura un piccolo utile, dopodiché c'è stato sostanzialmente il tracollo, ma il problema non è tanto, o meglio, è evidente che le perdite costituiscono un problema, anche perché poi le perdite devono essere ripianate dai comuni e comunque direttamente o indirettamente dai cittadini, e questa è la cosa più importante. Ma abbiamo rilevato l'assenza di un'attività gestionale normale, non ci sono budget, non ci sono programmi, non c'è un programma di manutenzione, manutenzione ordinaria, pensiamo addirittura a quella straordinaria, tanti finanziamenti che si sono persi, tanti finanziamenti ad esempio che riguardano il React-EU di cui non sappiamo più nulla, e di alcuni peraltro abbiamo fatto pure le conferenze stampa annunciando con grande gioia il rifacimento delle reti idriche. Quindi è evidente che ci sono una serie di problemi che vanno risolti, ma dalle cose più banali. Poco fa parlavamo di quali possono essere le cose che devono essere fatte, ma sono tante. Parliamo, è da 2 anni che aspettiamo i contatori, non sono arrivati, ancora il conteggio a forfait, quindi in diversi comuni. Ci aspettavamo le piccole squadre di manutentori da 2 o 3 persone, e invece il personale viene utilizzato probabilmente non in maniera ottimale, quindi probabilmente sarebbe opportuna una risistemazione del personale. Io sono stato presidente dell'Assemblea dei Sindaci per 3 anni e da subito ho chiesto, ad esempio, non tanto la pianta organica, ma la mappatura della struttura organizzativa, chi fa che cosa, per individuare quello che è il fabbisogno aziendale. Poi per carità si può arrivare anche alle assunzioni se è necessario, se occorre, ma tutto nasce da una mappatura della struttura organizzativa che l'azienda non ha mai fatto nonostante i numerosi solleciti. Io ho mandato anche diverse note che riguardano, che non dobbiamo parlare solo del Consiglio di amministrazione, ma dobbiamo parlare anche dei colleghi sindaci. L'adeguamento tariffario è stato votato solo e esclusivamente per evitare dei costi ancora maggiori ai cittadini, questo bisogna dirlo. E in maniera responsabile ogni volta ci sono dei sindaci che ci mettono la faccia e altri che invece rimangono a casa, non vengono alle assemblee e poi magari si vantano di non aver aumentato le tariffe. Le tariffe non sono state aumentate. Il PEF è una cosa che deve chiudere a pareggio, è un adeguamento tariffario, tra l'altro inferiore all'adeguamento Istat, era un atto dovuto. Poi è vero che AICA deve migliorare, sono tantissimi i profili di inefficienza ai quali abbiamo fatto più volte riferimento e dei quali ci aspettiamo l'immediata risoluzione. Quindi è un problema manageriale, ma ricordiamoci anche la carenza di liquidità, la carenza finanziaria che deriva dal comportamento improprio di alcuni comuni, e non dimentichiamoci che molti di questi comuni AICA non la volevano, alcuni sono stati commissariati per avere la gestione dell'acqua pubblica. In molti non hanno beneficiato del prestito della regione siciliana, ben 5 milioni e mezzo di euro che sono rimasti nella cassa regionale e che potevano invece dare una grande boccata d'ossigeno visto la carenza di liquidità. Molti comuni non pagano i consumi idrici. Poi abbiamo Grotta invece che addirittura deve avere dei soldi da AICA, perché AICA non ha rimborsato le ultime 2 quote del finanziamento regionale che il Comune di Grotta insieme ad altri comuni invece rimborsa regolarmente alla regione siciliana. Quindi è evidente che ci sono dei sindaci e parte della politica regionale che rema contro. Io non lo so se l'intenzione è quello di arrivare a una società privata, ma forse tutti hanno dimenticato la pessima gestione di Girgenti Acqua, una società che ha subito un'interdittiva per mafia, bisogna ricordarlo, una società che è fallita, e ancora qualcuno va a rivendicare i meriti, non so quali siano i meriti, di una società, di una gestione privata, quando la gestione pubblica potrebbe finanziare benissimo. C'è qualcun altro che paventa, forse spera in un salvataggio, tra virgolette, di Sicilia Acque, che ricordiamoci ci vende la nostra acqua a 70 centesimi. Sicilia Acqua che adesso è partecipata da Italgas. Io non lo so la politica regionale dove vuole arrivare anche per il tramite di alcuni, non di tutti, che a livello locale fanno un gioco forse molto più grande della nostra semplice attività. Quindi io semplicemente rivendico il fatto che ancora una volta noi abbiamo operato nell'interesse dei nostri cittadini, abbiamo evitato maggiori costi che potevano essere ribaltati o sui comuni o sui cittadini stessi, perché ricordiamoci, se il ribalto sui comuni poi non meno servizi ai cittadini, quindi
che poi devo illudere il cittadino che non ho fatto 5 euro di aumento e poi in bilancio comunale gliene faccio 15 di una mancata erogazione del servizio. Bisogna essere onesti con i propri cittadini, bisogna avere la capacità e la voglia di spiegare ai cittadini come funzionano le cose. Quindi in qualche modo non siamo rimasti bene, lo diciamo chiaramente, con il comportamento di tanti colleghi che non solo non sono venuti all'assemblea, ma che però sono sempre presenti quando i loro politici di riferimento gli dicono vai in assemblea perché devi votare il presidente di ATI. Abbiamo visto anche alle recenti provinciali che eravamo tutti presenti, sindaci e consiglieri comunali, credo il 95%, un'affluenza mai vista. Oggi, anche avete visto la conferenza stampa, non siamo in tanti sindaci. Pausa per la pubblicità, linea alla regia, torniamo tra poco. Lunedì 12 maggio all'Università di Messina si terrà la cerimonia per il conferimento del dottorato di ricerca honoris causa a Santo Versace, un imprenditore di spicco nel mondo della moda. Lunedì 12 maggio, alle ore 11, presso l'Aula Magna del Rettorato dell'Università di Messina, si terrà la cerimonia di conferimento del dottorato di ricerca honoris causa in Economics, Management and Statistics al dottore Santo Versace, imprenditore di grande rilievo nel settore della moda italiana e internazionale. La laudatio sarà affidata al professore Augusto D'Amico, ordinario di Economia e Gestione delle Imprese. Durante l'evento, il dottore Versace terrà una lectio doctoralis dal titolo Dal superfluo all'essenziale. Riscoprire il lusso italiano come strumento di innovazione armonica e inclusione. Inserito unanimemente nel pantheon dei più importanti manager del mondo della moda italiana, considerata tra le più influenti a livello globale, Santo Versace, originario di Reggio Calabria, ha guidato con successo la Maison Versace, rendendola un'icona mondiale del Made in Italy. Insieme al genio creativo del fratello Gianni, ha contribuito a far crescere il marchio Gianni Versace, fondato nel 1978, ricoprendo il ruolo di presidente fondatore. Sotto la sua guida, il brand si è espanso in diversi settori, tra cui abbigliamento, profumi, accessori e arredamento. È anche presidente fondatore di Alta Gamma, l'associazione nata nel 1992 per riunire e promuovere le eccellenze italiane nel settore del lusso. L'impegno di Santo Versace si distingue anche per la sua attività filantropica. Attraverso la Fondazione Santo Versace, creata nel 2021, ha promosso iniziative concrete contro le disuguaglianze sociali, sostenendo progetti di inclusione per le persone più fragili. Siamo allo sport, vediamo una goal collection del campionato di Serie D a cura di Wisport che dà appuntamento alla prossima stagione. 6 anni dopo il Siracusa ritorna tra i professionisti, si chiude con una vittoria, l'8ª consecutiva, la più importante e decisiva perché anche l'aritmetica dà ragione all'11 di mister Marco Turati. La festa ha inizio al Dal Contres Barone dove gli azzurri prevalgono per 3-1 grazie alle reti di Convitto, Acquadro e Puzzone. La rete del momentaneo 1-1 messa a segno da Trombino aveva illuso la Regina che il suo l'ha pure fatto battendo la San Cataldese per 1-0 con la rete al tramonto del primo tempo del suo capitano Nino Barilà. Onore al merito agli Amaranto a cui non sono bastati 77 punti in 32 partite, una rincorsa punto a punto palpitante e piena di emozioni. Alle loro spalle rafforza il terzo posto la Scafatese che batte il Ragusa per 2-1. I Blei già salvi, Canarini già sicuri del piazzamento playoff. La rete di Potenza apre le danze, il pareggio ospite arriva con la firma di Abercon. La rete overtime di Colley regala 3 punti preziosi in vista del post-season che vedrà la Scafatese opposta al Sambiase. 1-1 tra Vibonese e Paternò, Etnei avanti con la rete di Floridia a suggello di una bella azione corale, rete del definitivo 1-1 di Giunta che pennella un calcio di punizione all'incrocio dei pali. Dall'alta classifica gli spauracchi della zona retrocessione il passo è breve, a retrocedere è il Locri che non va oltre l'1-1 contro la Cireale. Calabresi avanti con le Veque, pari Granata di Mokulu. Pari che di fatto non serve a nessuno con la Cireale costretto a disputare i playout in casa contro il Città di Sant'Agata. Proprio i tirrenici effettuano il colpo di giornata evitando la retrocessione diretta, superando per 2-0 il Castrum Favara grazie a Faccetti e Nunzi.
colpo salvezza che viene assestato in maniera totale da parte dell'Enna che spugna il campo del Pompei per 3-1. Campani che partono bene con la rete di puntoriere, Enna che cresce la distanza e la ribalta con Bamba, Cicirelli e Nardella. Torna alla vittoria la Nissa contro il Licata, costretta a giocarsi play-out fuori casa. Giallo-blu avanti con D'Antona, ci pensa il capocannoniere del girone I di Serie D e il Tato Diaz a siglare la rete del momentaneo 1-1. Sarà l'ex di turno Rotulo con la sua doppietta personale a indirizzare il match in favore dei biancoscudati, intervallata dalla rete di Furina del momentaneo 2-2. Chiuso il campionato con il trionfo del Siracusa, è tempo di playoff e playout. La Goal Collection termina qui. Il viaggio nel girone I di Serie D vi dà appuntamento alla prossima stagione. Educazione stradale ieri e oggi in piazza Vittorio Emanuele ad Agrigento. Vediamo di che si tratta. 2 giorni da incorniciare, malgrado la seconda giornata caratterizzata dalla pioggia. Sì, abbiamo voluto fortemente che ACI Italia ci riproponesse dopo qualche anno questo format sulla sicurezza stradale rivolta ai bambini dai 5 ai 10 anni. L'Automobile Club di Agrigento ha posto sempre un accento particolare alla sicurezza stradale, tant'è che noi facciamo circa 50 appuntamenti nelle scuole all'anno e abbiamo voluto questo format in questo anno Agrigento Capitale della Cultura e non solo, ma quest'anno sarà l'anniversario del 90° della costituzione dell'Automobile Club di Agrigento. Noi crediamo che la sicurezza stradale non abbia età e quindi credo che è necessario e utile impartire le nozioni di sicurezza stradale sin dall'età più infantile. EcoGreen scende in piazza in tandem con l'ACI per la sicurezza stradale, ma soprattutto anche per far divertire i ragazzi con questi kart. Per noi di EcoGreen la sostenibilità non è soltanto ambientale, ma è anche sociale e culturale. Per questo motivo abbiamo deciso di affiancare ACI, nella fattispecie l'Automobile Club di Agrigento, in questa manifestazione Karting in Piazza che vede appunto impegnati i bambini. Una manifestazione che mira ad educare a quelle che sono le regole stradali. E per un'azienda come la nostra che si occupa di commodity, ovvero di vendita di energia elettrica, di gas, di efficientamento energetico, non ci poniamo soltanto il problema della distribuzione dell'energia, ma quanto quello appunto del trasferimento di alcuni valori. È importante quindi questa partnership perché ci dà la possibilità di investire poi sostanzialmente sui bambini che sono appunto il nostro futuro. È importante la partnership con ACI perché puntiamo anche su quello che è il discorso della transizione energetica, nel senso che dobbiamo dare il nostro contributo e attraverso appunto questa partnership e quindi la proposizione agli Automobile Club dei nostri prodotti di efficientamento energetico cerchiamo appunto di mirare ad una transizione energetica che quanto prima appunto possa prendere piede. Ecco, perché oggi conviene scegliere EcoGreen? Conviene scegliere EcoGreen innanzitutto per la presenza nel territorio. EcoGreen oggi si presenta nel mercato nazionale, ma nella fattispecie nel mercato siciliano con 10 negozi all'attivo e 3 negozi che verranno inaugurati nel mese di giugno. Presenza sul territorio, affidabilità, professionalità. Questi sono, diciamo, chiaramente economicità delle offerte, questi sono i nostri punti di forza. Bugatti, Porsche, Jaguar, Lancia, Maserati, Alfa Romeo, ma anche una preziosa Balilla del 1933 daranno fascino e sprint alla 34esima edizione del Giro di Sicilia. Fresca di restauro, un restauro che ritengo molto accurato. Ho riportato la macchina come doveva essere in origine. Purtroppo negli anni c'erano stati fatti dei rimaneggiamenti, addirittura era stata scoperchiata per renderla cabriolet. Io ho cercato proprio di riportarla nel pieno della sua, come se fosse uscita dalla Fiat, ecco. Una corsa storica ideata da Vincenzo Florio nel lontano 1912, anni durante i quali gli sfarzi della Belle Époque avevano contaminato la Sicilia ed imprenditori illuminati erano riscatto di popolarità per l'intera isola.
Più di 200 equipaggi da tutto il mondo in quella che si preannuncia una vera cartolina per appassionati e turisti che prenderà forma a Mondello lunedì prossimo 12 maggio. Un periplo per tutta la Sicilia, quindi sono venute molte case automobilistiche e da lì è stato un successo e per 18 volte c'è stato questo evento Targaforio Giro di Sicilia e noi facciamo questa rievocazione che oramai è diventato un evento turistico culturale, una sinergia con l'amministrazione di Palermo, con l'assessorato turismo. Noi riusciamo a riempire più di 200 camere ogni sera, quindi oltre alle sinergie con i siti UNESCO, Arabo Normanno e tutta la Sicilia nei siti più importanti ci saremo. Il tema principale di quest'anno è Trofeo Taruffi, che vinse 70 anni fa il Giro di Sicilia nel 1955 con una Ferrari dell'epoca. Questa Ferrari sarà anche quest'anno qui presente con la figlia Prisca Taruffi. Questa è la chicca principale è avere quest'auto che vinse nel 1955 insieme a altri Ferrari che quell'anno hanno partecipato. Una bellissima manifestazione, il Giro di Sicilia, con tante auto d'epoca che ogni anno vengono a Palermo per partire alla volta delle più belle location della Sicilia. Un museo a cielo aperto, quest'anno so che la partenza si farà a Mondello, quindi molto pittoresca con tutte le auto d'epoca sul lungomare, ed è certamente uno di quelle manifestazioni che sono un valore aggiunto per la città, per la Sicilia, perché portano tanti equipaggi da tutto il mondo a vedere la nostra terra attraverso la passione delle auto storiche, e tutti coloro i quali partecipano poi diventano ambasciatori della Sicilia nei loro paesi di origine. È tutto, grazie per la vostra attenzione, arrivederci.